Benvenuto nel nostro servizio assistenza caldaie. Se desidera avere informazioni sui nostri prodotti, digiti 1. Per avere un preventivo, digiti 2. Per modifiche al suo contratto, digiti 3. Assaggiare una tuma fatta in casa, digiti 4. Parlare con un operatore, digiti... Cosa? Non è stato digitato alcun numero. Se desidera avere informazioni sui nostri prodotti, digiti 1. Per avere un preventivo, digiti 2. Per modifiche al suo contratto, digiti 3. Per assaggiare il bollito di Carrù, digiti 4. Parlare con un operatore, digiti... Ma digiti cosa? Non è stato digitato alcun Ma numero. è Timo Disinè! Se desidera avere informazioni sui Porca nostri prodotti, galera. digiti 1. Per avere informazioni in merito alle sue ultime fatture, digiti 1. Se Un'altra desidera volta. acquistare una Butala d'Erburi, Che digiti Butala d'Erburi? 2. Per avere uno sconto sul suo preventivo, digiti 1.555.792.780,3. Per acquistare un prodotto a caso, digiti Ma 4. già che, ma sì. Parlare con un fornaio, digiti Fornaio? 5. Attenda, la stiamo mettendo in Ma contatto non con un esce nostro operatore. Katana caldaia, che per funziona nen. Per chiamare l'assistenza, tanto rispondo ma nen. Pronto, mi chiamo Christian, come posso aiutarla? Pronto, parlo con un fornaio? No, ho sbagliato numero, questo è un centro assistenza per caldaie. Ah, allora ho fatto giusto, ho fatto giusto. Decitte però. No, è che la voce registrata diceva che mi avrebbe passato un fornaio. Ma sta bravo, non è possibile, dai. Ma sì, ha detto quello. Ma va, bei va meno, scusami. Vabbè, comunque lei si chiama Christian? E beh, Anch'io. che cu? Come, scusi? Senti, che cazzo vuoi? Sì, ma calma, cos'è sta confidenza? Ma sei tu che non si capisce se vuoi comprare del pane o raccontarmi la tua vita. Ma intanto mi dia del lei. Adesso, ieri va ieri papa. Ma lei è proprio maleducato, eh? Te proprio in tupin. Come ha detto? Come ha detto? Ma sta scherzando? Ma sta scherzando? Allora, io chiamo solo perché ho un problema alla caldaia che mi avete venduto. Ma io ho venduto niente. Ma nel senso, per l'azienda per cui lavora. E allora? E allora non va, ho bisogno di capire perché. Ma qual è il problema? Non si accende più. Siamo sicuri? Cosa vuole che le dica? No, è che ti mismi abbastanza un tardoc. Ma ricominciamo? Senti, fai così, dietro la caldaia c'è uno sportello. Ok. Lo apri e dentro ci sono dei fili di rame. Sì. Prendi un paio di forbici e imbassi in deva. Ma come? Un paio di forbici e una bacinella d'acqua. Sì, l'avevo capito. Poi mettiti a piedi scalzi e rovescia l'acqua per terra. A questo punto prendi le forbici e tagli a caso il mazzetto di fili di rame che trovi nella caldaia. Bravo Piccio, e poi? Tu prova, se tra 10 minuti mi richiami, vediamo. Ma mi prendi per il culo? Ah, guardi, a me i suoi gusti sessuali non mi interessano. Ma intendevo se mi sta prendendo in giro, coglione. Ma va cagà in tortie, va. Ma dammi giù il telefono!